Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Lasciami entrare a guarire il tuo cuore ferito. Sono io che l'ho fatto così, è un abisso infinito. Lasciami entrare a guarire il tuo cuore ferito, ci dice Gesù. Sono io che l'ho fatto così, è un abisso infinito. Noi ci ritroviamo, amici, per aiutarci ad aprire la porta del nostro cuore. Abbiamo Gesù che bussa, ma raffigurarlo in un quadro, dirlo, ma poi realmente è un grande mistero che ci sia qualcuno tra di noi che apre il suo cuore a questo Gesù di Nazareth. Ecco, dobbiamo tante volte essere costretti proprio a cadere proprio col sederino per terra, farci del male seriamente. Di solito siamo tutti addormentati, ecco perché la Santa Madre Chiesa ci richiama, perché è una madre che ci vuole veramente bene, e chi ti vuole bene te fa chiance, ecco, non ci accarezza, ci dice la verità. Ecco, allora sentiamo le accorate parole del Papa su Gerusalemme che vive momenti di difficoltà, ma ricordiamoci che Gesù ha pianto su Gerusalemme, ecco, e ha profetizzato alle donne di Gerusalemme durante la Via Crucis, quando loro piangevano, dice: non piangete su di me, piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché se non accogliete la pace che io sono venuto a portarvi, non avrete da stare molto allegri. Allora sentiamo. Il mio pensiero va ora a Gerusalemme. Al riguardo non posso tacere la mia profonda preoccupazione per la situazione che si è creata negli ultimi giorni e nello stesso tempo rivolgere un accorato appello affinché sia impegno di tutti a rispettare lo status quo della città in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Gerusalemme è una città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, che in essa venerano i luoghi santi delle rispettive religioni e ha una vocazione speciale alla pace. Prego il Signore che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero, e che prevalgano saggezza e prudenza per evitare di aggiungere nuovi elementi di tensione in un panorama mondiale già convulso e segnato da tanti e crudeli conflitti. Speriamo carissimi amici, perché noi siamo chiamati a sperare contro ogni speranza, come diceva San Paolo, e come anche Marco Pannella, che non è stato né uno stinco di santo né un praticante
religioso, tantomeno cristiano o cattolico, no? Però negli ultimi tempi della sua vita ciò che lo sosteneva, dice lui in una lettera al Papa Francesco, era tenere in una mano un crocifisso, il crocifisso del cardinale Romero, e ripetersi le parole di San Paolo: sperare contro ogni speranza, sperare contro ogni speranza ed essere vigilanti. Ecco, allora sentiamoci le intenzioni di preghiera per il mese di dicembre di Papa Francesco sui più deboli, i nonni, la valorizzazione delle persone anziane, i nonni. Sentiamo. Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones. Io incomincio ad essere anziano, speriamo nella saggezza, ecco, perché ci sono un po' di anziani che ci fanno intristire, e invece di migliorare in saggezza peggiorano, sono sempre lamentosi. Il Papa viene dall'Argentina, quindi in Argentina c'è un altro spirito nel Sud America, ma qui da noi in Occidente, anche tra di noi, ci sono troppe persone che si lamentano andando avanti con gli anni. Io spero, andando avanti, di non essere una persona pesante, non diventare una persona pesante, lamentosa, ma positive. Poi se seguiamo Gesù diventiamo sempre più certi che c'è un posto che ci aspetta nell'altro mondo, che la vita non è solamente questa, mannaggia la miseria. Però bisogna essere vigilanti, ecco. Dobbiamo aiutarci ad essere disponibili all'irruzione di Dio nella nostra vita, e non basta una volta. Noi quando preghiamo con la recita dei salmi, le ore del giorno, le lodi mattutine, l'ora media, i vespri, la compieta, iniziamo sempre dicendo «Oh Dio, vieni a salvarmi», ecco, magari gridandolo col cuore, non tanto con la voce: «Oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto», ritorna continuamente, vieni, perché ci perdiamo in un bicchiere d'acqua tante volte. Allora sentiamo il Papa all'Angelus di domenica scorsa. Essere attenti e vigilanti sono i presupposti per non continuare a vagare lontano dalle vie del Signore, smarriti nei nostri peccati e nelle nostre infedeltà. Essere attenti e essere vigilanti sono le condizioni per permettere a Dio di irrompere nella nostra esistenza, per restituirle significato e valore con la sua presenza piena di bontà e di tenerezza. Attenti e vigilanti. Don Giussani ci diceva sempre: auguro a me e a voi di non stare mai tranquilli. Non si può stare tranquilli, amici miei, perché? Perché c'è un nemico, c'è il male che è sempre in agguato,
Il diavolo, dice San Pietro, è come un leone ruggente che va in giro cercando chi divorare e quando trova qualcuno distratto lo frega, ci frega e quante volte cadiamo nella tentazione perché non siamo vigilanti e non siamo uniti a Gesù. Ecco, dobbiamo essere umili, terra terra. Noi abbiamo la nostra cara sorella Natuzza Evola che è già in cielo, è andata in cielo il giorno di tutti i santi, che basta ricordarla nella sua umiltà, un sogno niente, sognano per me terra, chi sono io, chi sei tu, non siamo niente, 7 miliardi di esseri umani, per non parlare dei miliardi di esseri animali, esseri vegetali, cioè la terra è una meraviglia, no? Ma noi non siamo stati creati da Dio per questa terra, noi siamo stati creati da Dio per il cielo, per la vita eterna, ma bisogna essere umili, come Gesù, seguire Gesù, perché pur essendo Dio si è umiliato e Dio Padre lo ha esaltato, l'ha risuscitato. E se noi stiamo nella verità, Dio ci esalta perché rovescia i potenti dai troni, quelli che pensano di essere potenti loro, e innalza gli umili, ricolma di beni gli affamati e rimanda a mani vuote i ricchi. Sentiamo Papa Francesco sull'importanza dell'umiltà. Ci vuole fede e umiltà per credere che questo germoglio, questo dono così piccolo, arriverà alla pienezza dei doni dello Spirito Santo. Ci vuole umiltà per credere che il Padre, Signore del cielo e della terra, come dice il Vangelo di oggi, ha nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, le ha rivelate ai piccoli. Umiltà è essere piccolo, come il germoglio, piccolo che cresce ogni giorno, piccolo che ha bisogno dello Spirito Santo per poter andare avanti alla pienezza della propria vita. Lo Stato e le istituzioni devono essere laiche, non religiose, però immaginate come sarebbe bello se i senatori al Senato, i deputati alla Camera, no? I consigli della magistratura, tutti quanti, quando i pezzi da 90, quando si riuniscono, ecco, potessero riunirsi davanti a un'immagine della Madre di Gesù, no? E tutti quanti insieme, Berlusconi, Renzi, Movimento 5 Stelle, tutti questi personaggi che manco mi ricordo i nomi, vendessero e cantassero davanti alla Madonna, dice, siamo tutti peccatori, ma siamo figli tuoi, Madre del Santo Rosario, prega per noi Gesù, perché possiamo fare leggi giuste, ecco, possiamo veramente tenere a cuore il bene dei nostri fratelli, noi che siamo parlamentari, noi che siamo luminari, scienziati, sembra una favoletta, perché stiamo così come stiamo, amici miei, ecco, che siamo continuamente raggiunti da notizie brutte, perché facciamo a gara, non abbiamo l'umiltà di riconoscere che siamo tutti peccatori e dobbiamo aiutarci gli uni gli altri a autocontrollarci e controllarci, però con tanta carità, non puntando il dito, giudicando, perché siamo tutti peccatori. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, è inutile che ci scagliamo contro uno, perché ognuno di noi abbiamo la responsabilità, come ci possiamo preparare ad un altro Natale, pensando a regali e regaletti, tutte queste cose che veramente fanno scappare i chianti, cosa dobbiamo comprare a questa, a quella, a quell'altro, come dobbiamo addobbare la casa per fare tutta questa sceneggiata.
Come ci dobbiamo preparare? Ce lo dice Giovanni il Battista, il precursore, ecco, questo nostro fratello che è stato avuto dalla madre e dal padre nella vecchiaia, come il nostro San Francesco di Paola, che i genitori di San Francesco di Paola, perché se no non sarebbe diventato San Francesco, hanno dovuto aspettare 15 anni. Ecco, Zaccaria ed Elisabetta hanno dovuto aspettare forse 40 anni per avere questo figlio e per educarlo bene, Giovanni il Battista come San Francesco di Paola, perché noi, i nostri figli, come li educhiamo, come siamo stati educati e come educhiamo i nostri figli? Vizi, coccole, coccolette, ma non nella verità, nella verità. Gesù è stato educato nella verità, Giovanni il Battista nella verità, San Francesco nella verità. Tu sei un figlio di Dio, tu devi dare conto a Dio, tu devi fare la volontà di Dio, non la volontà di mamma e papà, ci devi... Dal Vangelo secondo Marco, l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, no profeta, no taumaturgo, no portafortuna, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via, la via al Salvatore. Voce di uno che grida nel deserto, San Giovanni Battista, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Ecco, ogni volta che ci troviamo, oggi è domenica, la prima cosa che si fa, ecco, è proclamare questo battesimo di conversione. Noi preti, quando celebriamo la messa, diamo il saluto, il Signore sia con voi, ecco, dice, riconosciamo, fratelli carissimi, oggi è domenica, che è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, abbiamo peccato, riconosciamo i nostri peccati, perché grazie a Dio Padre abbiamo incontrato uno che è suo figlio, che se li prende i nostri peccati, se no ci soffocano i nostri peccati, ci corrompono, ci deteriorano la nostra natura di figli e ci fanno diventare non bestie, animali come alcuni dicono, ma ci fanno diventare mostruosi, capaci di fare male a noi stessi e fare male agli altri se non li riconosciamo. Ecco, perché per preparare l'incontro con il Salvatore che ci salva dai peccati, ci salva dai peccati e dalla paura della morte, ma se io non ho peccato, se io non ho paura di finire nel nulla, no? E allora Gesù a che serve? A che serve? Gesù è venuto per salvarci dalla paura di essere punito per i peccati e dalla paura di finire nel nulla, che si muore. E si può morire da un momento all'altro, perché ciò a morire non ci può niente. Allora, riconosciamo i nostri peccati. Accorrevano a Giovanni il Battista da tutta la regione, da tutti gli abitanti di Gerusalemme. Ecco, Padre Pio confessava, noi prima confessiamo, e se confessiamo sono confessioni ridicole, siamo tutte brave persone, come i carcerati, tutti bravi, tutti innocenti siamo. Amici miei, non è vero, siamo menzogneri, non è vero, pecchiamo, veniamo meno alla nostra natura di figli di Dio. Ecco, allora dobbiamo riconoscere, non ci dobbiamo scoraggiare e dobbiamo chiedere perdono e il Signore ce lo dà il perdono e noi così miglioriamo, sbagliando impariamo. Si facevano battezzare da Lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Sì, è vero, io sono un peccatore. Signore, abbi pietà di me, fratello mio, abbi pietà di me che ti posso fare, non ci riesco. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico, era una persona seria.
e proclamava, però state attenti che viene dopo di me colui che è più forte di me, perché io vi posso aiutare solamente a fare le radiografie, a fare la risonanza, ad individuare il male, ma io non ve lo posso togliere il male, io Giovanni il Battista, io mamma, io papà, io professore, io educatore, non ti posso togliere il peccato te lo toglie Gesù, ecco, perché tutti quanti dobbiamo essere un po' come San Giovanni Battista, ecco, perché San Giovanni Battista faceva una vita, un certo tipo di vita perché era un peccatore, non è che era senza peccato Giovanni il Battista, però sperimentava la misericordia di Dio. San Francesco di Paola era un peccatore, però faceva esperienza della misericordia di Dio, della carità di Dio nel dialogo continuo con Gesù Cristo e Gesù Cristo crocifisso, e poi aiutava i fratelli ad entrare in questa dinamica, in questo dialogo, in questo rapporto amoroso con Dio attraverso Gesù Cristo. Ecco, viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi battezzo con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ecco, ci sono alcuni, l'acqua si pulisce, però certe macchie no, l'acqua non riesce a smacchiarle. Anche ci sono detersivi buoni che smacchiano, ma non fino in fondo, c'è bisogno di smacchiatori particolari, e poi c'è bisogno di questo smacchiatore particolare che è l'acqua e il sangue che sgorgano e continuano a sgorgare, perché noi siamo nel tempo della misericordia, carissimi amici. Ecco, perché ancora questa cascata di misericordia, che è l'acqua e il sangue di Gesù, che sgorgano dal suo cuore, sono continuamente aperti, ecco, fino alla fine del mondo, fino alla fine di questo mondo, fino alla fine, finché c'è vita e c'è speranza di essere raggiunti da questo fiume che porta la vita, l'acqua e il sangue, attraverso la testimonianza di qualcuno tra di noi che ha dato spazio a questa misericordia e la può mostrare agli altri. Difatti nel salmo responsoriale della messa di oggi c'è questa invocazione che è una delle più belle. Chiediamo al Signore di mostrarci la sua misericordia e donarci la sua salvezza, perché noi possiamo portarla agli altri. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza, questa gioia. Ma non c'è gioia più grande in cielo per un peccatore che si converte. Si converte significa che incomincia a credere che Dio lo ama, anche se ha combinato guai, se ha fatto tanto male. Tutti quanti facciamo male e tante volte manco ce ne rendiamo conto, e poi ci sono alcuni nostri fratelli che fanno tanto male a loro stessi, agli altri, e pensano, ecco, il diavolo è sempre al loro fianco per farli dubitare della misericordia di Dio, e noi dobbiamo pregare per loro, come la Madonna ha insegnato ai bambini a Fatima, e dobbiamo pregare Gesù, perché Gesù è la misericordia. Oh Gesù, perdona i nostri peccati, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente quelle più bisognose, più macchiate, più ammalignate, bisognose della tua misericordia. Ecco, allora questa è la preghiera del cristiano, che in questo tempo di avvento, di preparazione, ecco, al Natale di Gesù, alla rinascita di Gesù nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nei luoghi dove viviamo, lavoriamo, studiamo, ecco, possa rinascere, ci possa essere questa presenza viva che illumina e porta speranza e porta pace, luce dona alle menti, pace infondi nei cuori. Perciò concludiamo
con la preghiera di questa domenica seconda di Avvento. Dio grande e misericordioso, i musulmani dicono Allah Akbar, Dio misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo, che purtroppo tante volte è esagerato perché si lavora troppo e si prega poco, anzi alcuni poco e niente, invece bisogna lavorare e pregare, pregare e lavorare, è un equilibrio che bisogna trovare nella vita. Fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore. Allora, buona domenica carissimi amici, stiamo allerta, non stiamo mai tranquilli e arrivederci, a Dio piacendo, alla prossima domenica. Ciao ciao. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi.